La polizia ha accompagnato presso il CPR di Gradisca di Sonzo per la successiva espulsione un trentenne richiedente asilo con a carico numerosi precedenti penali, tra cui spaccio di stupefacenti e rapine. Durante una rapina aveva anche ferito una vittima al braccio, mentre in un secondo caso spintonato a terra un turista dopo averlo derubato. Si è trattato della prima applicazione a Venezia del decreto Cutro, come spiega il questore. Si tratta di una nuova normativa che consente la possibilità di accompagnare ai CPR i soggetti la cui richiesta di asilo è sottoposta alla valutazione di uno Stato estero che esprimano una pericolosità sociale particolarmente elevata e il pericolo di fuga. Di fronte a questi presupposti è possibile ricorrere a questo strumento normativo la cui corretta applicazione è stata poi confermata dal Tribunale di Trieste. Per il trentenne, secondo la procedura a Dublino, era stata decisa la competenza dell'Austria per l'esame dell'istanza di protezione internazionale, paese che finora non aveva mai raggiunto. Tra gennaio e luglio 2022 erano state effettuate 4 espulsioni con accompagnamento e 30 trattenimenti presso i CPR. Nello stesso periodo di quest'anno sono stati registrati 11 accompagnamenti e 45 trattenimenti. Noi cerchiamo di dare contenuto a questo strumento dal punto di vista appunto della sicurezza e dell'ordine pubblico, cercando di abbinarlo con una attività preventiva di natura investigativa per individuare in particolare i soggetti la cui pericolosità sociale esprime evidentemente un livello di rischio particolarmente elevato con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico del territorio.